E il PD che rompe la tregua, basta con le passerelle di governo. Franceschini, ora vigiliamo, distinguere emergenza di ricostruzione, il leader democratico critica il Consiglio dei Ministri all'Aquila, bersate agli sfollati dall'esecutivo sulle proposte strampalate. Io penso che nella prima fase di emergenza il Presidente del Consiglio abbia svolto un ruolo corretto, nel senso che siccome la protezione civile è una competenza della Presidenza del Consiglio, bene ha fatto il Presidente del Consiglio ad essere lì di persona nei primi periodi e a gestire direttamente l'emergenza. Ecco, io sono uno di quelli che dà una valutazione positiva, al di là poi delle battute che possono piacere o non piacere, anche a me alcune modalità di espressione del Presidente del Consiglio non piacciono, fanno infastidire, però non si può dire che lui non sia stata una presenza e che non abbia gestito l'emergenza. Io ho seguito la prima conferenza stampa, era una conferenza stampa competente, sapeva i numeri, sapeva quello che stava dicendo. Adesso Franceschini dice fanno soltanto passerella. Ma non so se sia passerella o non passerella, però in una fase... Lo dice il sottosegretario. Ormai siamo in una fase successiva e nella fase successiva secondo me ci sono i tecnici, ci sono i ministri delegati che devono gestire l'emergenza. Secondo me lui oggi deve occuparsi del tema prioritario per il nostro Paese, che è quello della crisi economica. Beh, ma sull'Abruzzo, visto che i giornali parlano di questo, questa tassa sui redditi medio-alti, in realtà poi era la tassa che aveva proposto Franceschini prima dell'Abruzzo e che io trovo assolutamente, anche se produceva poco, perché poi hanno detto, beh, è una tassa che in realtà produce talmente poco che non serve, beh, pazienza. A me piaceva e mi piace anche questa. Che la proponga il PD, questa sull'Abruzzo non so chi la propone, la propone l'ipotesi del governo, a me piaceva l'una e piace l'altra. A lei? Ma a me sembra che quando chi ha tanto paga tanto e chi ha poco paga poco sia semplicemente equità fiscale, per cui mi sembra assolutamente normale che le tasse devono essere superiori per chi ha un reddito alto, che ha l'obbligo di contribuire di più ai servizi pubblici di questo Paese, di quelli che hanno un reddito basso, che giustamente sono in condizione di contribuire meno. Mi pare che questa retromarcia rispetto a una politica dei governi precedenti Berlusconi, che invece erano nella linea di detassare i redditi alti, sia semplicemente una cosa giusta che va nella direzione di ripristinare l'equità fiscale, cosa che esiste in tutti i paesi europei, tra l'altro, che hanno un sistema solidaristico.